Noi siamo partiti quest'anno dall'idea, avendo già lavorato tantissimi anni nei laboratori qui sul territorio che accompagnano le persone a narrare e scrivere di sé, di mettere insieme questa piccola comunità che ogni anno cresce. E quindi abbiamo pensato a questa cerimonia come un incontro tra le persone che premieranno, accompagneranno, ci sarà chi darà il premio, ci sarà chi solleciterà le nostre autrici e autori anche a condividere con noi parte di questa esperienza che hanno vissuto con Trinechia. E se saranno troppo emozionate o emozionati vi invitiamo semplicemente a condividere anche questa emozione. Quindi vi inviteremo di volta in volta, sezione per sezione, e inviteremo le autrici e gli autori a sedersi qui davanti, e ai dati si siederà chi darà il premio qui a sinistra, che poi è anche la nostra targa, ecco, simbolicamente rappresenta anche Trinechia, che qui vedete alle mie spalle il nostro simbolo, che è stato poi ideato da Maria Crivelli, e alla mia destra si vederà qualcuno che vi inviterà, le autrici e gli autori, a condividere un vostro pensiero con noi. Quindi noi vorremmo cercare di dialogare con le autrici e gli autori, vorremmo un po' scoprire questo senso di comunità che poi nasce fuori anche dall'esperienza della pratica della scrittura autobiografica, che altro non è se non l'incontro con l'altro. Ecco. E su questo vorrei dire due brevi parole sul senso di questo premio e trarre questa riflessione da alcune delle scritture che oggi premieremo, da alcune parole chiave che ho letto in queste opere. Sicuramente vorrei riprendere la metafora dell'approdo, così come ha lanciato Rossella nel suo articolo che preannuncia nel quotidiano della Sicilia la cerimonia di premiazione di oggi. Lei la scorsa edizione ci parlava dell'andare alla scoperta dell'anima siciliana, adesso siamo giunti. Quindi queste autrici e questi autori sono approdati a Trinechia. Vi ricordo che il nome nasceva fuori dal termine stesso che Omero utilizzò nel suo poema, e Trinechia è questa isola mitica che non è situata né ad ovest né ad est, è questa isola del sole, e noi pensiamo che parlando, scrivendo, narrando delle proprie esperienze in Sicilia non si fa semplicemente un racconto personale, ma si va oltre la nostra stessa persona. Quindi questi approdi a Trinechia delle autrici e degli autori di oggi danno senso al loro viaggio. Allora ci dicono due cose che essenzialmente ho percepito in queste scritture. Ci parlano della Sicilia come un luogo immaginario e un luogo dove si può anche giocare e imparare a sognare a occhi aperti. Quindi abbiamo questo aspetto, sembra strano parlando della scrittura autobiografica, ma c'è anche questo aspetto del gioco, del sogno ad occhi aperti, della possibilità di gioire di una mente che crea una nuova modo di dare senso alla nostra relazione con noi stessi e tutto ciò che ci circonda. Dall'altro abbiamo anche chi nei suoi diari di viaggio ci parla della Sicilia come di un cosmo in miniatura attraverso il quale noi possiamo addirittura decifrare il mondo intero. Quindi quest'isola mitica e l'immaginario che porta con sé, attraverso queste scritture possiamo percepire la traduzione che l'interpretazione, questo decifrare il mondo intero a partire proprio da queste singole esperienze, e facendo ciò non fanno altro che mettere insieme non soltanto il senso e il valore di una esperienza estetica, cioè creare attraverso il racconto e quindi l'aspetto estetico della scrittura, ma soprattutto l'aspetto etico. Cosa porta con sé questa scrittura? Quali valori, quali scelte hanno fatto le autrici e gli autori? E allora quando parlano di scrivere, loro ci dicono che
che significa dare vita e senso a dei racconti. E nel loro tuffarsi attraverso questi racconti nel benessere del corpo e del pensiero non fanno che trasmettere anche a chi legge questa capacità che ha questo approdo di non essere semplicemente un punto di arrivo, ma di essere una fiaba incompiuta, come dice qualcuno, cioè un racconto sempre pronto a svelarci qualcos'altro e pronto ad essere ripreso dalle autrici e dagli autori stessi, per illuminare attraverso le ombre della nostra vita l'essenza di questo viaggio e attraverso le luci, la felicità che ha delle nostre esperienze, anche le forme che ha avuto questo viaggio. Quindi io direi che l'essenza di queste scritture è senz'altro l'invito che ci fanno ad accogliere questa sorta di rinascita di cui ognuno parla, rinascita che significa abbracciare nuovamente la vita, partendo da questo tradurre attraverso la scrittura l'esperienza viva della propria esistenza. Quindi per questo ritengo sia molto importante anche leggerle, condividerle. Oggi noi nel corso della cerimonia leggeremo soltanto alcuni brevi estratti, abbiamo preferito questo per poter dare più voce alle autrici e agli autori. Vi ricordo che come ogni anno faremo anche un'antologia di queste opere premiate, dove sarà possibile poi anche andare a leggere in modo più approfondito queste scritture. E ricordo anche che sono molto felice per la partecipazione anche delle altre autrici e autori che hanno partecipato ma non sono arrivate a questa cerimonia, ad essere premiate e premiati, però il progetto di cui parlava anche la dottoressa Grazia, che è quello di condividere un patrimonio immateriale, queste memorie, questi racconti, noi lo stiamo concretizzando attraverso un archivio della memoria dell'immaginario siciliano. Attualmente sul nostro sito web della ODB Le Stelle in Tasca troverete il catalogo online di tutte le varie scritture autobiografiche che sono state depositate nel corso degli anni, realizzate nei nostri laboratori o hanno partecipato al nostro premio di Trignachia. Quindi tutte le autrici e gli autori saranno valorizzati e saranno presenti nel nostro archivio e noi speriamo prossimamente di poter far diventare questo archivio anche un archivio condiviso, cioè la possibilità di poter accedere anche ai testi e vi diremo poi, quando questo sarà possibile, come poterlo fare. E quello che vorremmo fare soprattutto è costruire un archivio che sia un archivio che possa essere condiviso da questa comunità di scrittrici e di scrittori. Quindi adesso vi invito ad ascoltare la selezione che abbiamo umilmente fatto, cercando quella fase, quel momento particolare che dà un senso a tutto l'insieme dell'opera che abbiamo premiato, di ascoltare queste letture e di ascoltare anche le nostre autrici e autori che condivideranno questo momento con noi attraverso il racconto che ci faranno della loro esperienza della scrittura. Grazie a tutte e a tutti.